Tra le misure del governo per il rilancio della nostra economia c'è quello riservato al settore delle auto, fortemente in crisi per via dell'isolamento che si è registrato nel periodo scorso. È partito infatti l'ecobonus per chi vuole acquistare una macchina, un fortissimo incentivo sia per aiutare le famiglie con l'acquisto di un'auto nuova che il settore dell'automobile. L'ecobonus auto parte infatti alla grande. In un solo weekend dal 1 agosto, giorno in cui è entrato in vigore, sono stati già utilizzati, secondo i dati del Ministero dello Sviluppo Economico, quasi 10 dei 50 milioni previsti fino al prossimo 31 dicembre dal decreto rilancio per sostenere appunto l'acquisto di auto elettriche ibride, ma anche quelle Euro 6 con l'alimentazione tradizionali. Una risposta superiore alle aspettative. Le risorse non saranno sufficienti e per questo, con il decreto di agosto atteso in settimana, il governo punta a rifinanziare gli incentivi con altri 500 milioni di euro e con la possibilità di estenderli anche al comparto dei veicoli commerciali a basso inquinamento. Insomma, una boccata d'ossigeno per il mercato italiano dell'auto, messo a dura prova dal difficile periodo del lockdown delle fabbriche e dei concessionari. Anche luglio si chiude per la vendita con un segno negativo a doppia cifra. Le immatricolazioni delle macchine sono state circa 136.000, l'11% in meno nello stesso mese del 2019. Niente a che vedere con le pesanti flessioni dei mesi precedenti, meno 83,40 a marzo, meno 98% ad aprile, meno 49,55 a maggio, meno 23,13 a giugno. Ma il bilancio complessivo da inizio anno è pesante. Nei 7 mesi scorsi il totale delle auto vendute, secondo i dati del Ministero dei Trasporti, è pari a 720.620 a fronte di 1.236.520 dell'analogo periodo dello scorso anno, pari quindi a una flessione complessiva vicina al 42%. Il governo vuole estendere il bonus anche al settore dei mezzi leggeri e dei mezzi commerciali.